Il campione del tutto parziale, si tratta di solo 50 ragazzini di 14 anni che vivono nella cosiddetta zona rossa della contaminazione da FAS, ma sono i primi risultati delle analisi dello screening avviato dalla Regione Veneto per capire il livello di concentrazione nel sangue della popolazione di queste sostanze. I primi esiti hanno evidenziato una media di 64, 32 volte superiore alla media registrata in individui non esposti. Sono 85.000 però le persone da sottoporre ad analisi del sangue dai 14 agli 85 anni perché lo studio epidemiologico abbia significato un lavoro che sarà concluso in 2 anni. All'Ospedale Civile di Venezia si sono riuniti in simposio i massimi esperti in materia. I primi risultati della zona maggiormente esposta, quindi della popolazione esposta, ci dice che effettivamente questi ragazzini hanno concentrato nel proprio organismo queste sostanze, che è quello che appunto abbiamo visto nel campione su cui abbiamo fatto lo studio insieme all'Istituto Superiore di Sanità. È solo l'inizio di un percorso, perché lo studio ci serve, la valutazione ci serve a vedere, a dare un riscontro alle persone rispetto alla propria concentrazione di FAS nell'organismo, ma ci serve da un punto di vista sanitario per prendere in carico queste persone, perché se accanto all'aumento dei FAS abbiamo l'aumento o la variazione, la modifica di parametri ematochimici, quindi alterazioni del metabolismo glicidico, lipidico o altre cose, noi vogliamo intervenire subito per cercare di evitare che si possano sviluppare nel futuro delle malattie. Ma assolutamente tutti i bambini, i ragazzini che abbiamo visto, non abbiamo elementi di malattia, abbiamo riscontrato, e sono i primi dati che diamo in assoluta trasparenza, che la mediana di FOA nel sangue di questi ragazzini è uguale a quella che abbiamo trovato negli adulti nel campione rappresentativo fatto sulla popolazione esposta. L'unico dato evidente quindi al momento rimane quello relativo alle donne in gravidanza, il diabete e gli SGA prima del 2013? Allora, come ha detto la dottoressa Fachin, io riporto quello che ha detto, nell'area rossa è stata fatta una valutazione rispetto alle altre aree esterne a queste riguardo alla presenza di diabete gestazionale, di gestosi, e si è visto che qui è maggiormente presente. Però lo studio che noi stiamo facendo, il piano di sorveglianza, ci permetterà, perché abbiamo anche nel questionario delle domande legate alla funzione riproduttiva, di correlare eventualmente questi problemi direttamente con l'esposizione, ma è naturalmente un lavoro in divenire. Nessuna contaminazione negli alimenti invece? No, non abbiamo detto nessuna, stiamo dicendo che anche lì negli alimenti abbiamo iniziato praticamente nei mesi di ottobre, abbiamo raccolto i primi dati. Oggi pomeriggio verranno anche presentati, ci sono delle correlazioni, ma i dati sono talmente piccoli che non ci permettono di fare delle affermazioni. Però quello che è chiaro che siamo di fronte in un'area iperesposta, ci aspettiamo anche qualche positività. Bisognerà capire il valore di queste eventuali positività che andremo a riscontrare da un punto di vista proprio di ricadute sulla salute o perlomeno di sicurezza dell'alimento stesso. È un lavoro in divenire. Una situazione dunque in divenire dove sembra esserci un'unica evidenza. La contaminazione è avvenuta bevendo l'acqua potabile dove erano finiti i FOA e che queste sostanze sono bioaccumulabili. Lo screening sugli alimenti a chilometro zero si concluderanno invece a settembre.